Sì, stasera ci scassiamo a casa di mio fratello. Quindi abbiamo preparato panini, birra, patatine, a olive, come chiamo canate, come chiamo tu? A olive. Due olive in italiano ragazzi. Poi Coca-Cola, panini, tramezzini, involtini di patate e pancetta ragazzi. Diciamo che stasera ci scassiamo. Detto in mezzo italiano e mezzo napolitano. Vede che sto bisticciato con l'italiano io, quindi queste sono le nostre, questa è la nostra cucina, quella è la mia ragazza, questa è la signora Melone, perché potete anche capire perché Melone, penso che l'avete già capito, l'avete già notato. Questa è una sua amica, poi mia cognata qua sta organizzando questa parte qua e poi io ci starò a mangiare. Quindi ragazzi, se volete venire, siete tutti invitati. Anzi no, mia cognata dice di no, perché la roba è poca, a me dica state a casa vostra. Quindi è meglio no. Vabbè ragazzi, se volete venire, baronissi. Grazie e buon appetito. Vabbè ragazzi, un saluto da Salerno e ci sentiamo alla prossima. Io stasera, come sempre, tengo da fare ragazzi, perché ci sta questo bello sfilatino di pane. Caldo caldo, dopo si fa freddo e quindi bravo, mangiate la faccia chi ci fa male, bravo. Vabbè, un saluto da tutti e ci sentiamo. Motri ma che fa? Ecco qua che arriva Nata Pagnotti e pani in diretta ragazzi. Ad arriva da Marianne, ok. Diciamo che mangiamo per 4 giorni. Stai a posto per 4 giorni. Ma mamma, ma io parte da non mangia, che cosa mangia il particolare? già rimane al mattino, ma secondo me già stanotte. Vabbè, solo a te va nel camera del suo panino, quindi partiamo anche. Meno 4-5 kg, 7-8 birre, 2 Coca-Cola, una di 2-3 di olive, E poi? 10 involtini, La mezzina ne fa una uno. mezzina non tanto. Non ti piace, Ma ci no? volesse una bella brace, Una brace. un chilese sì, Due gravuno. 7-8 kg lo ce ne maiale, 2 spiedini. Poverito pure, se volete qualcosa, portate pure voi qualcosa a casa, mangia e se beve, faccio che ci vuole male veramente. Quindi ragazzi, se volete venire, non venite chi in mano, bussate con i piedi ragazzi, che qui si dice quando uno va a casa dell'altro, si bussa con i piedi, perché le mani devono stare impegnate con le borse, che avete buttato a Roma. Se venite senza borsa, mega non venite. Vabbè, voglio, buona serata a tutti e ci sentiamo alla prossima, ciao!